Intanto ricordiamo che la premiazione dei 200 d'orso, che le premiazioni, ad eccezione quella dei 200 d'orso, le premiazioni dei 100 stile libero e dei 100 d'orso avverranno dopo la gara junior femmine dei 50 rana. Quindi al termine dei 50 rana femminili avremo le premiazioni dei 100 stile libero e dei 100 d'orso. Intanto siamo in gara con questa prima serie maschile dei 200 d'orso assoluti. Sono invece ai blocchi di partenza proprio le ragazze della rana veloce con Simioni, Padoin, Cerchiaro, Maculan, Beltrame, Pagotto, Pederiva dalla 1 alla 7 nella serie 2 ragazze. Passaggio a metà gara con Frigo 1.00.19, 1.00.49 Gazzola e Barison 1.01.25. Sono i tre del pronostico in zona podio quando si vira a metà gara. Il più giovane dei tre, Giovanni Barison, classe 1999. ...150 metri di gara, ancora il testa a testa fra Frigo e Gazzola, separati da 48 centesimi di secondo. Frigo 1.30.92, Gazzola 1.31.40, ancora Barison in terza posizione. Siamo al rush finale con il testa a testa. Manuel Frigo in quinta corsia, leggermente avanti nella conclusione di prova, va a chiudere in 2.01.03 per Manuel Frigo, Team Veneto. Gianluca Gazzola 2.01.63 è secondo. Il terzo posto di Barison, il più giovane dei tre, 2.04.61, e dovrebbe